Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, andiamo con gli acquisti di luglio e siamo davanti alle Formula 1 perché c'è qualcosa di incredibile. Non è incredibile, ma è bello. Chiaramente il cume da pazzoide. È uscito il film sulla Formula 1 e si è pigliato tre cosine curiose. Colonna sonora F1 The Album e te lo godi. E due vinili uguali, no, non è vero, un'edizione Gold e una in Dark Smoke Galaxy Vinyl. E adesso ce li spariamo entrambi. Un attimo solo, ragazzi. Eccoli qua, ragazzi. Versione Gold e versione Smoke. Questa si vede meno bene, quindi un attimo solo che la togliamo dalla protezione. Cioè, guardate la magia. Qualcosa di epicus. Meraviglioso. E quindi me li sono presi entrambi, visto che comunque un film sull'F1 non è una roba così scontata, io da appassionato drogato di F1 ho detto fioi, prendo tutto e sono tranquillo, chiaramente prenderò anche la versione Blu-ray e la speranza ci sia tutto perché di certi film tipo Air, la storia del grande salto o altri film non c'è ancora la versione Blu-ray o DVD. Andiamo avanti ragazzi, sapete che adesso da quando ho preso diciamo il vinile, quello limited, autografato al concerto di Lucio Corsi, qualche vinile italiano proprio dei miei album preferiti, quelli proprio di mostri sacri, magari lo porto a casa. E ora, questa è la volta della voce del padrone, eccola qua. Uno dei migliori album, forse il migliore per il mio gusto, italiano, Francone Battiato. E si gode, bellissimo. Intanto ne ho 3-4 in lista, non tanti perché ne ho tanti che mi piacciono, però certi non esistono in vinile, ho visto perché sono vecchi. E altri sinceramente non li compro usati. E altri mi piacciono, ma non come si dice, da spendere soldi. Ho già la versione CD anche per il vinile, perché sennò ragazzi è la povertà è dietro l'angolo. Poi un film che è uscito da poco, nel senso in questa edizione, ma che aspettavo da una vita perché ho Fuga da New York, Fuga da Los Angeles, bellissimo, con Kurt Russell. Tanta roba. Bellissimo sto film. Molto bene. E poi come al solito un po' di variant che ormai da essere la collezione più piccola sta diventando una collezione bella cicciuta, cicciona. Variant MJ e non ha bisogno di presentazioni. Seconda variant di MJ. I godi. Variant X-Men Tempesta, dove ci sono donne sexy, c'è il cume. DC. E te la godi. Superman in una versione molto arrogante. E qua mi piaceva questo uno di Star Wars. Eccoci qua. Vabbè, dove c'è Doom c'è il Kuma, che qua sapete. Vai. E chiudiamo con una bellissima di Fantasy 4, foilata, un po' foil, un po' così. E niente, raga. Acquisti di luglio che partono a bombazza. Ciao! Qua vediamo in tutto il suo splendore la tripletta F1. Manca solo il Blu-ray, speriamo bene. Vai raga, continuiamo con gli acquisti di luglio. Raga, non c'è tantissima carne al fuoco perché è chiaro che devo un attimo stare tranquillo con gli acquisti perché insomma ci sono altre spese, tra cui il matrimonio comendiano, ma su questo argomento voglio andare nel dettaglio più a settembre, però vabbè, questa è un'altra storia. Allora raga, andiamo con adesso non solo vinili, sono arrivati 5 vinili, tutti molto interessanti. Partiamo con il primo, colonna sonora soundtrack, Il Gladiatore 2, che ragazzi sono anche, forse sono pazzo, ma per certi versi mi è piaciuto di più il film questo rispetto al primo, quindi boh, colonna sonora sempre al top e alla fine c'è anche insomma la storica del Gladiatore 1. Molto molto bello il film a mio parere e bellissima la colonna sonora. Poi abbiamo un'altra soundtrack. Questa ce l'ho anche in CD, ma una delle prime prese negli anni, ciao, nei primi anni 2000, in vinile. Saturday Night Fever. E qua, vabbè, non ha bisogno di presentazione, una delle colonne sonore più famose del mondo. Molto bella.
con il grandissimo John, e mettiamoci anche Travolta. Molto bene. Andiamo avanti, andiamo con l'Italia, visto che qualche vinile italiano storico tra proprio i miei album preferiti in assoluto, magari qualcosa voglio aggiungere alla collezione. Il buon Lucione Dalla, questo è il mio album preferito di Lucione, cioè anche questo sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Eccolo qua, molto bene. Poi abbiamo un Greatest Hits, ce l'ho anche in CD, ABBA, volevo insomma almeno un vinile degli ABBA, e questo secondo me è il migliore, il miglior Greatest Hits, come dicono quelli bravi. Eccolo qua, bello come il sole di giorno. E chiudiamo con un live, vabbè, questo disco ce l'ho in tutte le versioni, CD, non CD, 20° anno, 30° anno, 106° anno, tutte serie, perché comunque è in assoluto il mio album preferito. Questo non è che è facile da trovare, nel senso, su Amazon per esempio non c'è, l'ho trovato in negozio. Chiaramente in CD l'ho preso subito, ma ancora non avevo il giradischi. Pink Floyd, 50°, Dark Side of the Moon, live at Wembley, 1974. Con una copertina che è stupenda, secondo me, proprio a mo' di bozza, di schizzi qua, sì, detta così non suona benissimo, ma va bene. Eccoci qua, proprio con le sbavature della penna. E quindi adesso ce l'ho anche in questa versione vinile e si gode, ragazzi. Buono raga, adesso in realtà in arrivo a luglio non c'è tanto altro, quindi a parte una chicca da un punto di vista tecnologico, musicale, che sapete che colleziona anche cose retro, tra lettori CD, Walkman, cose varie, ma non voglio spoilerare. È già moderna, però comunque ormai sono già passati quasi 20 anni, quindi anche il dispositivo che mi deve arrivare comunque è vintage. E niente raga, un saluto del Comendone, ci becchiamo con i prossimi acquisti, che non sono tanti, ma comunque una cosa è certa, da questo gennaio, dal Natale, la musica e i vinili hanno dominato la scena. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di luglio. Qua ho preso una chicca che cercavo da tempo a un prezzo iper contenuto, infatti non ho la scatola originale, ha qualche segnetto qua e là, insomma non è perfetto dal punto di vista estetico, e vabbè, pazienza, però con il telecomandino. Da collezionista, visto che colleziono CD, cassette ma ne ho pochissime, Blu-ray musicali e vinili, sapete che ho anche Walkman, lettori CD, CD portatili, insomma tutte le periferiche barra dispositivi, iPod dell'epoca. Questo chiaramente penso a metà anni 2000 forse, e quindi ho preso l'impiantino Bose per l'iPod Classic. Si sente anche molto bene, e no, lascio un piccolo estratto, comunque è una figata, cioè bellissimo, esteticamente stupendo, nonostante appunto qualche segnetto, qualche cosa insomma d'usura, perché ovviamente è vecchiotto, anche se è tenuto molto bene, però per la cifra spesa insomma te lo godi a cannone. Andiamo. E si sente anche bene, faccio veloce perché i copyright sono pericolosi. E così ragazzi, incredibile. Viva Bose. Vediamo anche qua, chiaramente l'iPod è mio, e questo è l'impiantino mini Bose, che è il più grande adesso faccio vedere anche quello diciamo più piccino. Questo è quello mini, eccolo qua, però bello come il sole di notte. Salutiamo i giocatorini, ciao giocatori, ciao, scusate sono andato raga. Beh raga, finiamo gli acquisti di luglio. Cominciamo con un acquisto piccino, ma sapete che colleziona anche gazzette dello sport, e non potevo non collezionare questa di Sinner, Sua Maestà Sinner, Wimbledon, cioè ragazzi, primo italiano a trionfare a Wimbledon. Il godimento è altissimo, grande Yannick, molto bene. Poi abbiamo un gioco retro preso a un cacchio, che mi mancava nella collezione MotoGP, PlayStation 3, MotoGP 09, Cup, e mettiamoci anche il com. Buono. Poi abbiamo due variant, anzi una non è una regular, ma me la sono presa lo stesso. Regular Topolino, diventano Avengers, e questa di Fantastici 4, molto afrodisiaca. Ok, bene. Poi abbiamo 3 vinili,
LED e mettiamoci anche i Zeppelin. Vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Questa è una limited edition presa pochissimo. Queen, Tokyo, 1985. Limited edition red vinyl, in un inglese di padre, e mettiamoci anche la lingua. E questo è un animated design, proprio in inglese double LP. Questo è fantastico, te lo godi a cannone. The Nightmare Before Christmas, vinile, bello pesante anche. E poi chiudiamo con questo, c'è un mini video finale dopo questo, che lo aspettavo da tanto, finalmente l'ho trovato in sconto in un negozio, il signor Thanos, ma adesso lo mostriamo nel dettaglio. Eccolo qua raga, in tutto il suo splendore, ho deciso di metterlo qua insieme. Facciamo una carrellata, sono i principali diciamo. Il signor Thanos è un po' ovunque a parte per Brotor, perché lui è Brotor. Ecco. Buono raga, un saluto al comandante veneziano, acquisti di luglio terminati e si gode. Ciao!